Una lettera indirizzata al presidente del Veneto Zai, al consorzio DOCG, all'associazione UNESCO e a Trenitalia, parallelamente l'avvio di una raccolta firme. 160 aziende della DOCG sono pronte a dare battaglia. Nel mirino la campagna di comunicazione Trenitalia Mom con gli autobus rossi denominati Prosecco Hills Link e il cammino delle colline del Prosecco che secondo i produttori avrebbero cancellato il riferimento territoriale Conegliano-Valdobbiadene. Viticoltori e aziende agricole puntano il dito contro una comunicazione che nella missiva viene definita appiattita, generalista e fuorviante, con il nome scelto per la cartellonistica. Il messaggio che passa attraverso le corriere e i cartelli del cammino, si legge ancora nella lettera dei 160 produttori, è da ritenersi legittimo perché, giocando sull'equivoco, fa percepire al turista in visita di trovarsi nella denominazione Prosecco DOC. Le colline del Prosecco, così come viene identificata la DOCG, brandizzato e diffuso ormai su larga scala, è un nome totalmente illegale che, confondendo il consumatore, danneggia il lavoro di tante aziende che hanno investito le risorse di intere generazioni per distinguere il loro vino sul mercato nazionale e internazionale. Le aziende ricordano poi la lettera inviata nel giugno di un anno fa da una cinquantina di cantine della denominazione in cui si chiedeva una revisione urgente e indifferibile della strategia di marketing, sollecitando di spostare il focus sulle differenze che sostengono il valore aggiunto del nostro territorio e dei nostri vini. La situazione non è più accettabile, affermano con forza le 160 aziende della DOCG operante nella Conegliano Valdobbiadene, e pretendiamo che il nome scritto nelle corriere venga cambiato in Conegliano Valdobbiadene Prosecco Hills e il nome del cammino in Il cammino delle colline del Conegliano Valdobbiadene Prosecco, unico nome che possa veramente trasmettere al turista in arrivo una comunicazione corretta e quindi non ingannevole. Il consorzio di tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco tuteli il nostro nome, concludono i produttori, che aggiungono: siamo pronti a chiedere i danni e a intraprendere vie legali. Una vicenda che indirettamente coinvolge anche Mom, con il suo presidente Colladon che chiarisce. Siamo stati sollecitati a fare un servizio per il territorio dalla Fondazione UNESCO, dal Consorzio DOCG e da 13 sindaci. Noi abbiamo aderito volentieri a questa iniziativa, l'abbiamo messa in piedi con loro, il nome è stato scelto con loro e quindi siamo qua che aspettiamo. Cercheremo di capire dal Consorzio DOCG, dalla Fondazione e anche dei sindaci se questo è un problema o non è un problema. Io faccio trasporto pubblico e mi hanno detto di fare il trasporto pubblico e noi lo facciamo.